Buonasera, le principali notizie. La procura di Enna rinvia a giudizio il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e il suo vicario giudiziale, Vincenzo Murgano. Entrambi sono accusati di falsa testimonianza nel caso di presunti abusi su minori. A Ragusa, ex carabiniere condannato a 15 anni per l'omicidio del cuoco Peppe Lucifora in primo grado, era stato assolto. A San Cristoforo una 32enne spara al culmine di una lite con la famiglia del suo ex, colpisce sfregiandolo in maniera permanente un ragazzo che passava per caso. La donna è stata arrestata. A Palermo visita a sorpresa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella classe dei bimbi stranieri vittime di insulti razzisti. Danni maltempo a Catania, non solo la voragine, ma possibili altri crolli sul lungomare e lo stesso sindaco trantino a lanciare l'allarme. In tempo di siccità e di grave crisi idrica la diga Trinità a Castelvetrano verrà dismessa, mancano gli standard di sicurezza. Calcio in Serie B, seconda vittoria consecutiva per il Palermo che al Barbera batte la Juve Stabia 1-0. I rosanero adesso sono quinti in classifica. In Serie C a Picerno il Catania rompe il digiuno contro i Lucani, arriva il primo punto dell'anno solare. Sul fronte mercato Carpani ceduto a titolo definitivo all'Ascoli. Buonasera, benvenute e benvenuti. Dunque la Procura di Enna ha ottenuto il rinvio a giudizio del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e il suo vicario giudiziale, Vincenzo Murgano. Entrambi sono accusati di falsa testimonianza nel caso di presunti abusi su minori. GR Italia. Troppe le contraddizioni, troppi i non ricordo, e così sia il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, sia il suo vicario giudiziale Vincenzo Murgano il prossimo 26 maggio dovranno salire sul banco degli imputati per rispondere di falsa testimonianza. I due prelati avevano ricevuto l'avviso di conclusione indagine lo scorso dicembre dopo la denuncia di Antonio Messina, l'archeologo che ha dato la stura al processo contro Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato lo scorso 5 marzo a 4 anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Enna per violenza sessuale a danno di minori. Le accuse per i due alti prelati sono pesanti. La procura di Enna ipotizza un sistema di protezione volto a insabbiare le violenze. Di questo Gisana e Murgano saranno chiamati a difendersi in tribunale. Secondo l'accusa, Gisana avrebbe mentito non solo su un incontro avvenuto con Rugolo prima del confronto con i familiari della vittima, ma anche su un'offerta in denaro, 25.000 euro, proposta alla famiglia Messina in cambio del silenzio sull'intera vicenda. Non sarebbe tutto. Gisana avrebbe consegnato a Rugolo una copia della denuncia ecclesiastica presentata da Messina, poi rinvenuta nel computer del sacerdote. In aula anche il vicario Vincenzo Murgano ha più volte dichiarato di non ricordare circostanze chiave, negando di aver fornito consigli legali a Rugolo o di averlo accompagnato dal suo avvocato, ma una registrazione agli atti sembrerebbe smentire le sue parole. Il 26 maggio la prima udienza di un processo che di fatto sta scuotendo dalla base i vertici della diocesi. Ed è arrivata anche la notizia a proposito di questa vicenda giudiziaria che la Corte d'Appello di Caltanissetta ha fissato per l'8 aprile l'udienza nel processo d'appello contro Giuseppe Rugolo, il sacerdote, lo sentivate nel servizio, condannato il 3 marzo dal Tribunale di Enna a 4 anni e mezzo per violenza sessuale su un minore. L'appello era stato proposto da Rugolo e dalla Curia Vescovile di Piazza Armerina, condannata alla responsabilità civile. Veniamo ad un altro caso, la sentenza che è ribaltata nel caso dell'uccisione del cuoco di Modica Giuseppe Lucifora. La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha condannato a 15 anni l'ex carabiniere Davide Corallo. Orazio Longo. Una vicenda complessa basata sulle indagini scientifiche del RIS e sui reperti prelevati nel bagno e nella camera da letto. La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha ribaltato la sentenza di assoluzione sull'uccisione del cuoco di Modica, Giuseppe Lucifora, assassinato nella sua abitazione il 10 novembre di 5 anni fa, e ha condannato a 15 anni di reclusione per omicidio l'ex carabiniere Davide Corallo, che in primo grado era stato assolto con formula piena. Disposta anche l'interdizione perpetua, la libertà vigilata per 3 anni una volta scontata la pena, la sospensione della responsabilità genitoriale durante l'esecuzione e una provvisionale alle parti civili di 10.000 euro l'una.
I giudici hanno quindi parzialmente accolto il ricorso della Procura Generale, che aveva chiesto una condanna a 17 anni. L'omicidio lucifora venne commesso il 10 novembre del 2019 nella casa della vittima, in largo 11 febbraio in Contrada Dente, a Modica, in provincia di Ragusa. Il corpo seminudo del cuoco venne trovato all'interno di una stanza chiusa a chiave. Si pensò a un delitto passionale che ipotizzava una relazione tra i due uomini. Davide Corallo era ancora in servizio all'epoca del delitto. Stando ai risultati dell'autopsia, Lucifora fu picchiato e strangolato. La sentenza di assoluzione era stata appellata sia dalla procura sia dalla parte civile. Durante il processo di secondo grado sono stati risentiti i periti e i consulenti e nuovi testimoni. A essere analizzate sono state alcune maniglie oltre al sifone del lavandino. Era stata una traccia mista di sangue di Lucifora e di DNA di Corallo, della quale non è stato però possibile determinare l'arco temporale in cui era stata lasciata, a portare i sospetti sull'ex carabiniere, che si è però sempre proclamato innocente. Adesso gli avvocati preannunciano il ricorso in Cassazione dopo aver letto le motivazioni della sentenza. Un sessantenne che guidava un furgone è morto davanti al cimitero di Catania. L'uomo ha avuto un malore perdendo il controllo del mezzo, che si è schiantato con un'auto con a bordo 2 persone che sono rimaste ferite in maniera non grave. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. E adesso a San Cristoforo, dove c'è stata una sparatoria, siamo a Catania. Una donna, nel tentativo di colpire il familiare del suo ex compagno, sfregia un giovane che passava da lì per caso a bordo del suo scooter. Luca Ciliberti. Indagini lunghe, complesse. Riuscire a ricostruire la dinamica della sparatoria è stato difficile anche per le forze dell'ordine. Alla fine, dopo quasi un anno, a Catania gli investigatori hanno arrestato una donna di 32 anni, madre di un bambino di 3 anni, che è finita ai domiciliari per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. La donna, in passato affidata ai servizi sociali per un procedimento penale, lo scorso febbraio, in pieno rione San Cristoforo, avrebbe esploso un colpo di pistola contro i familiari del suo ex compagno, ma il proiettile ha ferito al volto, sfregiandolo in maniera permanente, un ragazzo che passava di lì per caso a bordo del suo scooter. Qui siamo in via Zirilli, una piccolissima strada nel cuore di San Cristoforo, teatro di una sparatoria un anno fa. Ad un anno di distanza è stata ricostruita la dinamica di quell'evento. Le indagini sono state avviate dopo che il ragazzo incensurato si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco. La vittima, poi giudicata guaribile in 30 giorni, è viva per miracolo. La forza del proiettile infatti è stata smorzata dal paravento dello scooter. Risalire alla donna non è stato facile. Prima l'analisi delle videocamere della zona, poche, e delle testimonianze dei residenti, ancora meno. No, sappiamo che si può. Vai. La volta lo dicevo. Completamente, non mi direi la bugia, sinceramente, non mi ricordo completamente. Su TikTok una volta l'abbiamo visto, su TikTok era una pazza che era qua con la pistola, ma su TikTok a me sembrava una buffonata, sinceramente. Invece no, mia figlia no, invece è una pazza. Qua si dice sempre che questo è un quartiere pericoloso, secondo lei questo? Sì, è vero, questo sì. Che c'è tanta delinquenza, sì. In una chat di messaggi, infatti visionata dalla squadra mobile agli atti dell'inchiesta, una persona scrive alla donna: hai preso in faccia un bambino? E lei risponde: a me hanno detto un tunisino, non un bambino, e me l'hanno detto loro, quindi non so se sia vero. Pochi giorni fa l'epilogo con il GIP che ha firmato il provvedimento per gli arresti domiciliari. Una lettera minatoria è stata inviata al sindaco di Floridia Carianni. A dare la notizia è stato lo stesso primo cittadino del comune del Siracusano, che su Facebook ha scritto: sulla mia scrivania ho trovato una lettera anonima con la quale mi hanno avvisato, tra le altre cose, che me la faranno pagare. Diversi i messaggi di solidarietà arrivati appunto al sindaco. Adesso la visita a sorpresa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina a Palermo nella scuola Edmondo de Amicis Leonardo da Vinci, dove gli alunni della classe multietnica erano stati vittime di insulti razzisti. Marco Gullà. Cari ragazzi, preparatevi perché lunedì arriverà a scuola un ospite speciale. È stata questa la comunicazione della dirigente scolastica dell'Istituto De Amicis Da Vinci di Palermo ai suoi studenti. Mai nessuno però si sarebbe aspettato che l'ospite speciale sarebbe stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La visita a sorpresa del Capo dello Stato è nata per incontrare i bambini che lo scorso novembre furono insultati con frasi razziste. In quell'occasione la quinta elementare della sezione
sezione C di questa scuola palermitana, che è una classe multietnica, inscenò uno spettacolo per raccogliere dei fondi davanti alla libreria Feltrinelli, ma molti alunni furono pesantemente insultati da alcuni passanti. È andata molto bene, ha incontrato tutta la comunità scolastica, i bambini e i ragazzi ovviamente felici, per loro è stata una sorpresa, sapevano che sarebbe arrivato un ospite speciale, poi hanno scoperto che era il nostro Presidente della Repubblica, quindi grande non lo emozione. sapevano fino ad oggi? No, l'hanno scoperto questa mattina perché appunto è stata una sorpresa, una gradita sorpresa. I bambini alla visita del Capo dello Stato si sono emozionati. Mattarella si è trattenuto a lungo in classe con loro. Si è soffermato con una classe, ovviamente i tempi della visita erano molto stretti, i bambini hanno potuto confrontarsi con lui. Cosa hanno detto i bambini al Presidente? Hanno chiesto quali erano i suoi sogni, qual era il lavoro che avrebbe voluto fare da bambino, insomma hanno soddisfatto la loro curiosità e si sono potuti confrontare anche con la fatica delle istituzioni e con la responsabilità delle istituzioni. La Consulta ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata delle regioni. A emettere la sentenza sono stati gli attuali 11 giudici della Corte Costituzionale. Adesso a Catania la voragine in piazza Tricolore, provocata dal maltempo e dalla violenta mareggiata, ripropone il tema della sicurezza sul lungomare. Serviranno giorni per una mappatura. Il sindaco trentino dice molti tratti potrebbero essere a rischio. Tonino De Mana. Più che una voragine è un enorme cratere con un diametro che sfiora i 30 metri. Il maltempo di venerdì 17 ha lasciato il segno, ma per buona pace dei superstiziosi non si può certo parlare di sfortuna. Tutt'altro. L'improvviso crollo in piazza del Tricolore, avvenuto per l'erosione e per l'effetto compressione, ha inghiottito il solaio in cemento armato realizzato negli anni 60. L'area era comunque interdetta per un precedente crollo avvenuto nel dicembre 2011. Eppure in tanti, nonostante i divieti, passavano su quel solaio. C'è chi ha girato anche un video. Poche ore dopo l'improvviso crollo annunciato da un boato. Ed ora, a parte la messa in sicurezza della zona, sarà necessaria un'attenta ricognizione che dovrà mettere attorno a un tavolo numerosi enti, dal comune al demanio, passando per la protezione civile. Per il sindaco trentino la priorità è ora la sicurezza. Dobbiamo compiere delle verifiche, dei sondaggi per comprendere se ci sono altre situazioni di pericolo e a quel punto dobbiamo anche definire quale sarà la sorte di quella superficie. Il pensiero corre anche a Piazza Nettuno, perché altre zone del lungomare potrebbero essere in pericolo alla luce di quanto è successo ieri. È naturale che io infatti pensavo di coinvolgere l'ordine dei geologi, perché sono quelli che probabilmente più di tutti mi possono dare le risposte rassicuranti. Noi non possiamo continuare a tenere in vita un qualcosa con il rischio che poi cada. Poi bisognerà capire cosa fare con l'ipotesi di rinaturalizzare, quindi a quel punto cercare di dare sfogo alla condizione naturale. La natura si riprende i suoi spazi ed è giusto che sia così. Intanto la gente immortala il cratere. La natura, prima o poi, si riprende la scena. E il maltempo ha causato molti danni anche nella zona di Aci Catena. Nel catanese una tromba d'aria ha devastato il tetto di una scuola e i frammenti in ferro sono volati a centinaia di metri di distanza. Il sindaco per questo ha fatto richiesta di stato di calamità naturale. Eva Spampinato. Immagini della devastazione dopo la potenza della tromba d'aria che ha colpito il territorio di Aci Catena, spazzando via in pochi secondi il tetto della palestra dell'Istituto Comprensivo Scandurra, nella frazione di Aci San Filippo. Questo è il plesso di via Leonardo Sciascia e le immagini del drone documentano quel che rimane dopo la tormenta di vento e pioggia di 3 giorni fa. Sulla strada dove sono arrivati poi i detriti provenienti dal tetto, per fortuna non passava nessuno. Se no avremmo potuto sfiorare la tragedia. Per fortuna l'allerta rossa aveva tenuto le persone a casa, anche se i grossi frammenti di ferro del tetto sono stati sbalzati a parecchi metri di distanza, aggiungendo danni alla devastazione, ma senza vittime o feriti. Ci sono stati questi frammenti del tetto, anche importanti, perché si parla anche di travi di un certo spessore, e sono volate via assieme alla copertura e hanno fatto dei danni alle macchine che erano parcheggiate e hanno fatto anche dei danni nei palazzi di fronte alla scuola. Il sindaco Margherita Ferro ha richiesto lo stato di calamità naturale e mercoledì prossimo gli studenti dello Scandurra potranno rientrare a scuola.
E anche le isole Eolie non è andato abbastanza bene, anzi sono ingenti i danni alle strutture portuali. Il sindaco Riccardo Gullo ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza. Francesco Triolo. 2 giorni dopo il disastro è ancora più evidente. Il maltempo di venerdì e sabato ha messo in ginocchio le isole Eolie e il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, questa mattina ha effettuato un sopralluogo nelle zone più colpite per rendersi conto di persona dell'entità dei danni provocati in diverse isole. Gullo ha chiesto ufficialmente la dichiarazione dello stato di emergenza a causa delle conseguenze provocate dalle mareggiate. Secondo le prime stime si parla di circa 12 milioni di euro per danni alle strutture pubbliche. A questi bisognerà aggiungere quelli subiti da privati e dalle attività commerciali. Per questo il rischio è che l'emergenza porti ad un costo complessivo tra i 40 e i 50 milioni di euro. I danni maggiori a Lipari, in particolare a Canneto, poi a Vulcano, Stromboli, Filigudi. La ricostruzione è già partita, ma adesso, ha sottolineato il sindaco Gullo, è necessario l'impegno delle istituzioni regionali e nazionali per affrontare i problemi strutturali delle isole che si trascinano da decenni. I danni maggiori sono risultati alle strutture portuali e alle vie di collegamento. Ripristinato oggi l'attracco di Punta Scalidi a Lipari, dove approdano navi e aliscafi, mentre Stromboli, dove sono fuori uso entrambi i punti d'approdo degli aliscafi, è stata raggiunta da una corsa speciale in nave ad Alicudi. Un mezzo veloce di Liberty Lines è riuscito ad approdare in testa alla banchina, nella parte adibita alle navi. Una breve pausa e poi oggi il nuovo tavolo operativo della Regione per Agrigento, capitale della cultura. Nuovo tavolo operativo, la Regione per Agrigento, capitale della cultura italiana 2025, appena inaugurata, convocato dal Presidente Renato Schifani. Dobbiamo dare risposte immediate al territorio su temi che riguardano lo svolgimento di questo anno così speciale, ha detto il Governatore, che ha aggiunto: le questioni da affrontare sono tante, serve la massima collaborazione istituzionale. Abbiamo chiesto per questo al Comune, ha concluso Schifani, di lavorare a testa bassa fino al pieno raggiungimento dell'obiettivo. In tempo di crisi idrica fa rumore il rischio della possibile dismissione della diga Trinità a Castelvetrano. Per il Ministero mancano gli standard di sicurezza e già iniziato il processo di sversamento per abbassare il livello dell'acqua. Schifani in cerca di una soluzione urgente. Sentiamo Roberta Lunghi. Si trova sul tavolo del presidente Schifani la lettera inviata dal Ministero delle Infrastrutture alla Regione e che dispone la messa fuori esercizio della diga Trinità a Castelvetrano nel Trapanese attraverso la progressiva riduzione dei livelli dell'acqua. Un paradosso in tempo di crisi idrica. Non si può dismettere una diga, commenta il capo della Protezione Civile a Cocina, raggiunto telefonicamente. È una questione delicata, aggiunge, in questo momento al vaglio per una soluzione del presidente Schifani. Nei giorni di pioggia sono state aperte le paratie, l'acqua è stata sversata perché la diga non è mai stata collaudata e servirebbero costosissimi interventi di manutenzione. Una situazione che si ripete ogni anno, che suscita la reazione degli agricoltori della zona. Il Ministero delle Infrastrutture ha disposto l'ulteriore limitazione dei livelli d'accumulo tra 50 e 54 metri sul livello del mare. Ma esiste un margine di azione, ha dichiarato Cocina. Il Ministero ha lasciato aperta una possibilità di revisione in una lettera peraltro inviata anche a Protezione Civile regionale e Prefettura di Trapani, non perentoria, ma subordinata alla progettazione e realizzazione di interventi di sicurezza dell'opera. Il dirigente generale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti Vallone ha convocato il progettista per trovare una soluzione definitiva che possa superare le prescrizioni antisismiche richieste dal Ministero. Senza azioni concrete, il rischio è quello di compromettere definitivamente un'infrastruttura cruciale per l'economia agricola e zootecnica della Valle del Belice. Una breve pausa e poi il calcio con la vittoria del Palermo e il pareggio per il Catania. Eccoci al calcio, per il Palermo sono punti d'oro al Barbera, seconda vittoria consecutiva e quinto posto in classifica, 1-0 alla Juve Stabia con il gol di Duaron. Marco Gullà.
Non è stata certamente la prestazione dell'anno, ma il Palermo doveva vincere e alla fine ha portato a casa 3 punti fondamentali. 1-0 alla Juve Stabia con questo gol di Ledo Aron, una rete di opportunismo arrivata qualche minuto dopo un miracolo di Sirigu sul tiro di Adorante. Il Palermo ha sofferto per diverse fasi della partita, ma questa volta ha retto, ha mantenuto la porta inviolata, ha trovato il vantaggio e l'ha poi difeso, non rischiando più nulla nel finale. Una vittoria che regala il 5° posto in classifica. La partita era difficile, lo è stata, non siamo stati a livello tecnico e di gioco sicuramente i migliori dall'inizio della stagione, ma insomma va bene così perché i ragazzi sono stati bravi, hanno capito la partita, hanno capito il momento, la partita era sporca e siamo stati bravi perché non era facile portarla a casa nonostante non sia stata una partita magari entusiasmante a livello tecnico, ma sicuramente a livello difensivo sì. Il Palermo adesso è maturo anche nella gestione del risultato. Sirigu in 2 partite non ha subito gol, la difesa appare diligente e compatta. È stata la partita che ci aspettavamo, molto difficile, dove c'era da soffrire tutti insieme la squadra. L'abbiamo fatto molto bene, atteggiamento giusto da parte di tutti, di quelli che sono partiti, di chi è entrato. Dalla panchina anche io il primo tempo mi sentivo sostenuto da tutti e mi ha dato una spinta ulteriore, quindi davvero contento per tutta la squadra, ce lo meritiamo. Mercato, il Palermo è alla ricerca di un attaccante, il nome nuovo è quello di Poyampalo del Venezia. Il club rosanero starebbe formulando un'offerta per arrivare al centravanti che proprio ieri ha segnato al Tardini contro il Parma. Il Catania conquista a Picerno il primo punto dell'anno solare in vantaggio con i Carpani. I rossazzurri vengono raggiunti da Petito. Toscano chiede nuovamente di intervenire con rapidità sul mercato. Marco Carli. Avanti ma piano. Se il punto di Picerno serve a muovere la sfittica classifica di inizio 2025 e il primo punto conquistato nell'anno solare, non sblocca il Catania ancora timoroso, soprattutto nel primo tempo. Toscano, dopo la Juve, aveva parlato di un gruppo fragile, dopo Picerno la pensa così. Oggi invece la squadra, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista del lavoro di squadra, ha risposto bene. La squadra è rimasta sempre in partita, sapevamo che doveva accettare l'identità del Picerno, che hanno questo palleggio continuo, devi rimanere concentrato e non disunirti. Primo tempo controllato dal Picerno, il Catania però concede una sola vera occasione a Bernardotto, bravo Farroni, e con Inglese di testa potrebbe passare nel finale, ma l'attaccante trova Summa sulla sua strada. La ripresa è più avvincente, Maiorino spreca clamorosamente dopo uno svarione difensivo di Anastasio, passando al centro invece di tirare. Il Catania ne approfitta e va in vantaggio con Carpani, bravo a mettere in rete dopo il cross di Raimo. Il Picerno subisce il colpo ma risponde e con Petito trova la rete dell'1-1 su azione d'angolo con il pallone che resta in area dopo l'intervento di Farroni. Nel finale ci sono altre 4 occasioni, 2 per parte, alcune anche clamorose come quelle di Guerra per i Lucani e di Guglielmotti per gli Etnei, ma il risultato non cambia. Adesso servono gli interventi sul mercato. La società Etnea intanto ha definito con l'Ascoli il trasferimento a titolo definitivo di Carpani. Il 31enne, che ha segnato anche in casa del Picerno, chiude la sua esperienza in rossazzurro con 21 presenze, di cui 2 in Coppa, 3 reti e un assist. È tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.